Buondì cari amici di Maratona Veneta, la parola d'anco a sé parola maestro. Cosa vuole dire questa parola qua? Niente la conosciamo anche in te forma, sta qua, che la che si anche in italiano. Attenzione che specialmente in italiano questa parola la cavaria deve essere pronunciata maestro e dopo eventualmente poi versa se diventare maestro, come che invece specialmente qua in Veneto pronunciamo tutti quanti. Ma dove sei che viene fuori questa parola qua? La viene fuori dal latino. Magister. Dunque, sostanzialmente noi anche diciamo sto quale è quello che insegna. Bon. E altri termini che deriva dalla vedita magister a maestro, perfetto. Maestro lo catemo sui dizionari veneti, maestro anche lo catemo sui dizionari veneti, catemo anche mastro. Anche questo termine qua è seccata anche in italiano, anche in letteratura italiana, no? Pensate che la parola inglese master è la stessa parola, no? Master è la forma curta di magister. Bon? Dunque anche qua il rapporto di tutta questa parola qua in tutte le lingue la ravolta intorno al latino magister. In Veneto, peraltro, è possibile anche la sparizione della A, perché la si evoca atona, maestro, maestro, mastro, ma sta A qua la poteria addirittura da svanire. E dove sei che? Cosa che viene fuori? Viene fuori mistro o anche mestro. E ora ste 1, 2, 3, 4, 5 possibilità di termine in Veneto che se tutte quante 5. Per esempio, la Divina Commedia Veneta, che se il maestro mio dimandavo, adesso non mi ricordo cosa, e dunque maestro, maestro, non so, il muro maestro della casa, seccata sulla documentazione d'architettura, e a mistra anche, o il mistro de casa sarebbe praticamente il maggiordomo, ecco, bon. Maestro, in tal senso, vedi che in realtà il termine, questo qua sarebbe principalmente quello che li insegna, ma anche questo qua è quello che li insegna. E per vero tutti quanti ha la funzione di importanza. Perché dico questa roba qua? Che non è che questa roba sia legata solo col mondo dell'insegnamento, ma se ne andiamo all'origine, capimo anche che la specializzazione della parola in diverse forme per diversi significati, che viene anche in italiano, per se differenza tra maestro e mastro, non è la stessa roba. E da cosa viene? Viene dall'etimologia originaria latina, dunque la diversità che abbiamo in Veneto tante volte è semplicemente perché il Veneto, essendo lingua assai antica, in quel tempo ha specializzato certe versioni di certe parole per voler dire una certa roba, dunque che ha dato una connotazione particolare ad un certo contesto. La parola magister la viene da magis, che vuol dire de P, e questo suffisso ter si adoperava anche per esempio per far diventare gli aggettivi a verbi, tipo breviter, breviter vuol dire brevemente. Bon. Magis vuol dire de P, e ora chi sia il maestro, mastro, maestro, mistro, è quello che è un pochettino P di T, e sa qualcosa di P di T. Bon, non è mia solo che sa qualcosa, ecco il problema, è quello che sa qualcosa di P di T in quel settore dove che sei maestro, così che uno se sei maestro di canto e ora puoi fare, andare in volta a insegnare matematica, voglio dire, se no sei anche maestro di matematica. Bon, ecco, e ora il magister, il maestro, è quello, diciamo, che ha una caratteristica in P, che è qualcosa di P rispetto agli altri. Pensare al muro maestro, cosa io, è P largo, è qualcosa di P rispetto ai muri normali, diciamo, divisori di una casa. Bon, dobbiamo imparare ora anche questa versione nuova e dobbiamo da imparare a convivere con queste varietà qua e senza averne paura, perché è come, non so, il pomo che ha le battute da una parte o l'è cresciuto più da che altra perché era più soe, ma non è che diventa un perro per questo motivo qua, no? Bon, abbiamo fatto anche un po' la nostra maratona veneta, la va avanti, siamo arrivati a 90 fatti, che manca 10 episodi e niente, ci vediamo domani. Ciao!